Doveva essere una festa, l'ultima partita di regular season contro il Cassino. Doveva segnare il ritorno di Lorenzo Ambrosin e doveva essere una giornata di carica nei confronti della squadra che si appresta ad affrontare i play-off per tornare in Serie A2. Ma domenica alle ore 18 al Pala Moncada nulla è stata come prima. È stata infatti onorata la memoria del patron Salvatore Moncada, scomparso qualche giorno fa, nell'incredulità di tutti, lasciando un vuoto a tutte le persone che lo hanno incontrato e conosciuto. Un dolore immenso per la famiglia, per la sua azienda e per tutta la Fortitudo Agrigento, a lui piaceva definirla così. Per volere del presidente, il figlio Gabriele, la partita è stata disputata regolarmente e la Fortitudo ha affrontato la Virtus Cassino battendola per 74-62. E come detto dalla speaker responsabile marketing Laura Vento, non è stata una partita come le altre. Come affermato dalla stessa, non siamo pronti a dirti addio e forse non lo saremo mai. Lacrime e commozione sugli spalti del Pala Moncada in onore del patron Salvatore Moncada e di Tonino, un ex cuoco della Fortitudo che proprio in questi giorni è venuto a mancare. Le emozioni sono state fortissime, le lacrime di Chiaristella, una partita che contava ben poco per il risultato, segnava il ritorno di Lorenzo Ambrosin ad Agrigento e lo ha fatto con una prova fatta di alti e bassi, con una grande ovazione del pubblico che l'ha accolto con tanti applausi e tanti messaggi di bentornato a casa, mettendo addirittura a segno 7 punti. Ieri erano presenti i figli, il presidente della società Gabriele, accolti da un lungo applauso e tanto affetto che la città di Agrigento e provincia ha omaggiato a una persona che ha dato tantissimo alla pallacanestro e alla comunità. Il Pala Moncada con pieno per una partita della prima squadra non si vedeva più da 2 anni, erano presenti anche le istituzioni, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che ha voluto omaggiare con un mazzo di fiori la memoria del patron, erano presenti vecchi e nuovi tifosi, tutti uniti per dare la carica alla squadra in vista dei play-off. E intanto anche il primo cittadino di Raffadali lancia un messaggio. Il sindaco Cuffaro afferma come la notizia dell'improvvisa per di più prematura scomparsa di Salvatore Moncada ci lascia sgomenti e attoniti. La provincia di Agrigento ha perso uno dei suoi figli minori, continua Cuffaro, nato in una terra che sembra offrire niente, ma dove l'intuizione giusta può farti raggiungere traguardi insoliti, aprendoti le porte del mondo. Questa sua intuizione lo ha portato a costruire un vero e proprio impero che ha offerto anche la possibilità di lavoro a molti lo definivano il re dell'eolico, ma lui non è mai salito sul trono e si è sempre mostrato umile e modesto proprio perché si era fatto da solo ed era partito da zero. Ma la strada che ha tracciato è ormai un percorso, continua Cuffaro, che può essere intrapreso da molti, soprattutto da quei giovani, per continuare nel cammino iniziato che porta sia alla crescita e allo sviluppo sostenibile, a garanzia e salvaguardia del nostro futuro. Cuffaro conclude dicendo: mi stringo al dolore della famiglia, della moglie Patrizia, degli amati figli Raimondo, Gabriele e Andrea. Vi posso aggiungere il messaggio di cordoglio e il sentimento di profonda stima nella speranza che possiate superare lo sconforto del momento e ripartire da quell'eredità per cui Totò ha lungamente e stancabilmente lavorato fino alla fine. Oggi sono presente non tanto per la partita, anche se è una partita importante, ultima di campionato, ma per dare un ultimo saluto a Totò Moncada, un grande uomo, un grande amico, una grande persona, un grande padre di famiglia, un imprenditore, uno che ha creato da solo la sua storia e uno che ha amato tantissimo la sua città, la sua Agrigento. Mi è sempre stato vicino, non si è mai tirato indietro per sponsorizzare un qualcosa che possa essere utile per Agrigento. Sono emozionato perché è una perdita enorme e penso che Agrigento lo debba ricordare e penso che qualcosa in memoria sua debba restare.